Nel 1902 partì l'attività della manifattura Festi Rasini di San Giovanni Lupatoto, il famoso cotonificio che occuperà migliaia di lupatotini fino agli anni '80 del secolo scorso, prese avvio proprio per iniziativa del conte Festi e del commendatore Rasini, un banchiere di Milano. Questi due imprenditori rilevarono tutta l'attività che era legata alla presenza nel 1800 della fabbrica vetri. Quindi acquistarono non soltanto gli impianti di lavorazione del vetro, ma acquistarono anche tutti quegli edifici che erano stati costruiti proprio per dare la possibilità di ospitare le maestranze degli operai che lavoravano in questa attività. In particolare, nel nostro caso, acquistarono anche il Palazzin, così veniva chiamata la sede, diciamo, dei capi, che poi è diventato l'hotel Due Candele e oggi Intercity, e lo stabilimento del Convitto che noi vediamo di fronte a noi, oltre all'altro caseggiato che è quello che dà sul fronte della strada, che è quello diciamo riservato sempre per le famiglie degli operai. La presenza nel sito di queste sorelle della Misericordia chiaramente comportava anche la trasformazione di un locale a uso cappella per la celebrazione dei loro riti religiosi. In archivio della parrocchia di San Giovanni Battista abbiamo la richiesta firmata dall'allora parroco Monsignor Luigi Boscaini perché ci fosse l'autorizzazione del Vescovo alla concessione del Santissimo da tenersi presso la Cappella delle Suore. Però anche questa era una situazione di ripiego, perché ormai il convitto era molto importante, molto frequentato, c'era assolutamente bisogno di dare anche una risposta più organica, ed ecco che appunto si pensa e si ricorre alla creazione della chiesa. Siamo nel 1927, la figlia di Giovanni Festi, la contessa Elisa Festi, fa dono a partire dal mese di giugno dell'area e della cifra che è necessaria per la costruzione della chiesa, e questa viene inaugurata nel giro di qualche mese già per la festa dell'Immacolata dell'8 dicembre del 27, che vive fino alla sua chiusura, che viene determinata dallo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Siamo verso il dicembre del 41 e la chiesetta viene chiusa proprio perché ormai le vicende della guerra avevano imposto il blocco dell'attività produttiva anche per una messa in sicurezza di macchinari, per cui con la fabbrica viene sospesa anche l'attività della casa delle sorelle della Misericordia presso il convitto di San Giovanni Lupatoto. Siamo appunto nel 1941, per cui dal 4 al 41 sono 37 anni di attività di funzionamento della casa convitto. Di tutti gli arredi sacri che erano conservati presso la chiesa, in particolare vorrei ricordare una pregevole Via Crucis, dono di Monsignor Luigi Boscaini, e poi soprattutto la tela dell'altare maggiore, una pala opera del pittore concittadino Alessandro Galbier. Il tema raffigurato è quello della Madonna Immacolata, a cui appunto era stata dedicata la chiesa. Ora la tela è fortunatamente conservata presso la famiglia di proprietà della chiesa stessa.